fatti. È un giorno di festa, come sempre è l'inaugurazione. L'asilo era stato già inaugurato, è già funzionante, vedo dai colori, dai palloncini, dai disegni che è già frequentato dai bimbi e che riporta una nota di vita, di ripresa, di rinascita, più di altre eloquenti, perché è affidata appunto ai bambini. E vorrei dire che riporta quindi anche una nota di serenità. Chiedo scusa, ma io sono come i carabinieri o la protezione civile, sempre in servizio, quindi non posso staccare. Dico, porta una nota di serenità, come sempre si deve a un messaggio affidato ai bambini in un'opera, l'asilo, che ai bambini è dedicato. Ed è significativo che questo messaggio è affidato all'iniziativa di un imprenditore e al nome di una sua impresa che si chiama Serenissima e che quindi porta quella serenità al massimo grado, ed è quindi un ottimo auspicio. Ed è di auspicio che in una costruzione realizzata sul progetto di un abruzzese, la fantasia creatrice di una ragazza che purtroppo qui ha lasciato la vita, ma ha lasciato un segno, perché ha lasciato il segno della sua intelligenza e della sua creatività, in un asilo che è progettato e ideato appunto da una ragazza abruzzese, realizzato dagli uomini e dalle donne della provincia di Trento e alimentato, la parola è quella giusta, dalla regione Veneto, si realizzi un auspicio che non è soltanto di serenità, ma la congiunzione di queste circostanze consente anche di trarre un auspicio felice per quei bimbi che questo asilo frequentano e frequenteranno e che saranno l'aquila di domani, perché possano assorbire con gli alimenti che sono quelli abruzzesi, perché l'attenzione e la sensibilità del commendator Putin è stata tale che vuole servire la mensa attraverso le strutture della Serenissima, ma con i prodotti abruzzesi. Però io penso e spero che possano assorbire questi ragazzi non solo quello spirito forte che è tipico degli abruzzesi, ma anche quello spirito di iniziativa, quella capacità di intrapresa che è tipica dei veneti, quella saldezza che è tipica delle gente trentina. Ci sono molti punti in comune tra Trento e l'Abruzzo, come sempre c'è tra la gente di montagna, tratti caratteriali e tratti, vorrei dire, anche di serietà e di impegno. Ma io spero che dal Veneto, così come il Presidente Galan ha saputo ben dire, questi bambini abruzzesi possano trarre anche uno stimolo ulteriore a guardare il mondo, come hanno fatto i veneti nel corso della loro storia millenaria, con uno spirito non d'avventura, ma di intrapresa, di iniziativa, e che possano quindi rappresentare il futuro dell'Aquila e dell'Abruzzo anche attraverso la realizzazione e la messa in pratica di questo spirito che quel nord-est così operoso, così industrioso, che ha stupito il mondo, ci ha ancora una volta. D'altro canto agli abruzzesi non manca quello spirito così ostinato, tenace, che è tipico dei trentini e dei veneti. Ha ricordato il Presidente Galan tutti gli anni della sua presidenza e tutte le occasioni, ahimè, tutte dolorose, in cui i veneti hanno saputo manifestare agli altri fratelli d'Italia in tante diverse regioni questo spirito, questa solidarietà, con i fatti concreti, con la concretezza che è proprio del loro agire e del loro operare. Qui hanno dato una prova splendida, per la quale dico a te, Giancarlo, grande Presidente della Regione Veneta, lui ha detto 15 anni, ma non solo i tanti anni in cui si è impegnato in questo esercizio di governo, ma il modo con cui l'ha fatto, tanto che il Presidente Chiodi è giovane e ha le prime esperienze, quindi non se ne dorrà, tanto che è considerato il miglior Presidente di Regione d'Italia. È un giudizio unanime
che una classifica del Sole 24 Ore l'ha ufficialmente riconosciuta. Avrai un concorrente d'ora in poi, perché certamente il Presidente Chiodi cercherà di insidiarla la tua posizione, ma per adesso deve camminare e trottare parecchio. Quindi io voglio dire a lui e ai cittadini del Veneto un grazie di cuore anche per il modo con cui hanno saputo fare questo atto di solidarietà. Il modo discreto, così si fa la solidarietà, così si aiutano gli altri, con cui il commendator Putin ha comunicato la sua decisione al presidente Galan, dicendo di aver raccolto, tra virgolette, e di voler destinare in maniera concreta, mirata, e la scelta che insieme hanno fatto di protrarre nel tempo questo aiuto e questa missione, perché vedete l'emozione che il terremoto dell'Aquila ha suscitato in tutto il mondo e in Italia in particolare è stato più forte di quella suscitata da tante altre vicende dolorose di questi anni, e lo è stato per tante ragioni, soprattutto perché tutti gli italiani hanno visto e sentito come un'intera città fosse ferita a morte e come non dovesse morire e non dovesse seguire quei tanti, troppi cittadini che sotto le macerie sono rimasti. Ma le emozioni, la storia degli uomini ce lo dimostra, svaniscono, vero Monsignor Andreatta, vero Monsignor Molinari, svaniscono presto, e quello che i primi giorni, le prime settimane è un coro da arginare, perché sono troppe le iniziative, sono troppe le persone, poi si riduce, si affiolisce fino quasi a scomparire. Noi dobbiamo tenere vivo invece questo ricordo, perché questa solidarietà continui nel tempo e vi aiuti a rinascere e a risolvere tutti i problemi che l'emergenza ha determinato e alle quali ha fatto fronte in maniera splendida Bertolaso con la protezione civile, ma anche quelli che verranno fuori con la ricostruzione che dobbiamo perseguire a tutti i costi e con tutti i problemi connessi. Ebbene, l'iniziativa della Serenissima della Regione Veneta assicura 3 anni di presenza e di assistenza, quindi è un gesto che rispetto agli altri assume un significato maggiore proprio perché simbolicamente affida agli anni, alla permanenza, quel messaggio di solidarietà, di amicizia, di soccorso che nelle prime ore tanti hanno manifestato, ma che voi con la vostra tenacia, con la vostra continuità, col vostro spirito di intrapresa, col vostro modo di organizzare le imprese avete ancora una volta saputo applicare in una situazione dolorosa come questa. Quindi è un grazie, il mio, un grazie di cuore, con rinnovato impegno, Vice Sindaco, la prego di dirlo anche al Sindaco dell'Aquila, che il Governo, come è stato presente dalle prime ore, così sarà presente a fianco della Serenissima per i 3 anni della Serenissima, ma anche oltre i 3 anni. Grazie, auguri a tutti e soprattutto ai bambini di questo attivo sulla